Buonasera a tutti ragazzi, stasera c'è pure la luna, quindi dopo tantissimo tempo ragazzi, eccola qui, è comparsa finalmente anche la famosa luna, quindi mancava da giorni e giorni e finalmente l'abbiamo ritrovata, quindi speriamo che in questa diretta ritroveremo anche il nostro caro Alfonso che è scomparso da venerdì scorso, quindi non sappiamo. La luna è comparsa, ma speriamo che pure il signor Alfonso possa ritornare così vediamo che fine ha fatto. Alfonso, allora ci sei? Oppure non ci sei, Alfonso, dai. Quindi ragazzi a Salerno perlomeno a quest'ora si sta bene fuori. Una settimana d'amore, ciao incoronata. E vabbè, può darsi pure che si collega, dai, può darsi che arriva. Quindi ragazzi, a casa fa caldo, fuori si sta un po', diciamo, bene, quindi dovremmo fare una live fuori, quindi in casa si schiatta. Ciao ciao, è finita, avvocate, non piove più. Però si è rinfrescato un po', il problema è che a casa fa caldo e fuori si sta bene, quindi devo portare il letto fuori. Stasera metto il letto giù, così dormo fresco. Vedi, se c'avevo il giardino adesso, vedi, potevo dormire fuori. Invece il giardino non ce l'ho e non si può fare niente. Siamo 33, ciao Giulio. Ciao Giulio, da dove scrivi? Buonasera a te. Da quale regione d'Italia sei collegato? Quindi di fronte a te ci dovrebbe essere la lungomare di Salerno, solo che ci stanno queste montagne e non si vede. Però è Salerno centro. La luna, vabbè, la luna dopo tantissimo tempo è tornata, quindi stiamo aspettando il nostro amico Alfonso, che l'abbiamo perso venerdì scorso. Vai Alfonso, siamo 20 in chat, è possibile che nessuno scrive, ragazzi? E nessuno scrive, raga, dai. Forza, stiamo scendendo a 17, quindi tutti anonimi. 19. In corona ho fatto la gastroscopia stamattina, una cosa pazzesca, assolutamente, mamma mia. Mi ha massacrato il dottore. Tengo ancora la gola che mi fa male. Non ce la posso fare. Astriano, Giulio. Allora Giulio, io ho un amico caro, si chiama Michele. Michele Fiore, all'antica salumeria Astriano proprio. Quindi devi conoscere a Michele. Siete in pochi lì, quindi più o meno tra di voi vi conoscete. Striano lo conosco benissimo, quindi sai quante volte vengo lì a prendere al mio compagno? A voglia. Faccio prima, esco a Sarno e poi vado a Striano, quindi è una via che conosco benissimo. Quindi faccio Sarno, Striano e poi faccio Torino. Quindi partiamo sempre insieme per Torino, io e lui. E cosa giù per la gola? E cosa giù per la gola? State zitti che mi fa male un po' per la gola. Stasera parlo un po' abbrucato, come dico io. Secondo me a caldo non mi ha fatto nulla. No, il ragazzo ha detto che di Striano, io a Striano ho tantissimi amici, quindi... No, il mio compagno... No, no, il mio compagno, no, in Corona... Il mio compagno di lavoro. Aveva incoronato il compagno. Addirittura, No, no, ragazzi, non... Assorda, avvocate. Non ti rispondo qua perché sennò mi censurano il video.
Ancora no, ma di lavoro. Non hai sempre capito. Allora ti ho detto così, ringrazia che il Friuli Venezia Giulia è a 1000 chilometri, no? Quindi ringrazia più o meno che sei lontanissima. Se no ti facevo vedere, io l'ho sempre capito. Quindi purtroppo è troppo lungo fatto. E no, ancora no, devo dargli sta risposta per forza. Lo sapevo, non lo sapevo, e quindi giustamente mi devo difendere. Ma scusami, ma perché mi ha insultato incoronata? Mo devo andare da incoronata, mo. Dai, lasciamo stare, voglio, sto nome è di male auspicio, lasciamo stare. Non vado da nessuna parte, quindi non vi preoccupate. Non vado da nessuna parte, non vi preoccupate. Allora, incoronata avrà pure sbagliato a dire così. Però tu subito e zuppatupano, avvocate però, eh. La signora ha capito una cosa e tu subito bababum. Eh, oh no, ancora no. Io è vero che tu hai detto così, ma è anche vero che Avvocatella poi ci ha fatto il contorno. Vedi, vedi ancora no? Mo piccolo, vedi che allude sempre a qualche cosa. Piccolo di età, Avvocatella, quello voleva dire la signora incoronata. Ma ha cominciato una diretta proprio bella stasera. Piccolo di età. Ragazzi, ma siamo 11 in chat e qua nessuno. Prima tu, poi recensione. Sì, facciamo la recensione, facciamo. Non ce la posso fare. Ancora no. Sta peggiorando. Questo è guai l'ha fatto tu a questo, comunque. No, avvocato, no. Che azza, ma t'ha già perdonato? No. Vieni da te piglio perdono, mo. Ma te vieni a pigliare perdono qua. Come diciamo al sud, l'onore va rispettato. E quindi, so cazzi tuoi. Ragazzi, ma esce Alfonso o non esce? Io sto preoccupatissimo. Mi sa che questo l'abbiamo. Vieni a te piglio perdono, via. Gomorra. Dai, ragazzi, siamo 10 e stiamo 3 persone. Io, avvocatella incoronata. Gli altri 7 chi saranno? Anonimi all'anonima qua. Forza ragazzi, scrivete un commento, dite sono io, scrivete, presentatevi, fate qualche cosina. Un bacio lo perdono. Accedevi da piglio perdono. Oh! Grazie, buonasera. Quindi diciamo che siamo a 4, però mancano sempre 8. Quindi ragazzi, 8 anonimi. Quindi ci sta sempre l'anonimo. Affonso poi chiunse proprio. Vabbè. Affonso secondo me, bah, non lo so. Francesco forse sta lavorando, boh, non lo so. Comunque ragazzi, la gastroscopia è stata proprio violenza vera e propria. Mamma mia bella. Il dottore ha detto, vedi che buchi non ce ne stanno più, quindi fermati. Sì, grazie. Alfonso continua con la sua latitanza. Venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì e mercoledì. 6 giorni con oggi. No, avvocato, a me mi piacciono le cose crude, a crude, va. Quelle cose, sa, toste, capi? Quindi cose che facciamo buone o niente, quindi a crude. Non mi fa pensare, va, che è meglio.
Grazie, Alfonso, secondo me, o sei dato alla pazza gioia. Tanto il cognome ce l'ho. Mi capito buono, avvocato. Guarda che l'uno, guarda sto mare, ci dice pure qua. Avvocatelli Immacolata. Guarda che luna, guarda che mare, cantammo noi. Ragazzi, dove ci incoronate è venuta Immacolata, e vabbè. A me, pensa, grazie, io prima ho detto, senti qua, io prima ho detto, prima che entrassi tu, ho detto, è entrato un ragazzo di Striano, e ho detto, è un mio compagno, e tutte e due a dire, lo sapevo, quindi tutte e due a dire che io avevo un compagno, vabbè. Sia l'incoronata sia avvocatello, poi ci ha zuppato il pane vicino, quindi poi si è fatti il contorno, come diciamo noi qua a sud. Quindi qua come sbagli a dire una parola, zacca te fanno. Io volevo dire il mio amico di lavoro, non mi hanno dato neanche il tempo di spiegarmi che hanno scritto lo sapevo. Dire tu avvocato e rire. Venerdì, che fa una settimana fa. Ma il film poi grazie, non era una settimana e mezza, va a finire. Quindi da fare una settimana e mezza chi sta. Boh, tutto strano, veramente. Secondo me mi sa che la signora l'aveva fatto molto male a questo. Altro che gastroscopia e coloscopia. Loco, secondo me sta tutto storto. In corona io ho detto, lì a Striano c'è un mio caro compagno. C'è il mio compagno. Di lavoro, volevo dire. Non mi avete dato il tempo di dire di lavoro, che voi già siete partite. Lo sapevo. Io l'ho sempre saputo, quindi... Sì, sì, tutti a curiosare, poi sono spariti. Cioè, noi veramente siamo partiti inizialmente 40. Quindi eravamo 40, siamo rimasti 4. Abbiamo perso 36. Vabbè, ogni tanto entra qualcuno. Mi sa in corona che già fa sta trasferta proprio. Che se è una trasferta. La trovano un perdono, ma qua perdono. Sto arrivando, non ti preoccupare, poverim. Una pannocchia. Vedi, stanno a farmi minacciare per forza. Ancora non la vedi? Vedi, poi non dire che so io. Stai là, che va, boh. La prima fiera che faccio a nord, vedi che ti combino? Come a kill, ve ne Ambrogio. No, ancora una vado là, che a Rapra e Ambrogio. E mi ha portato cioccolatino. Siamo rimasti in tre ragazzi qua. No, no, ancora una tanto me ne va a là per quando capisci veramente la lezione, capì? E poi, giustamente la lezione la devi pure ripetere perché è da capisci, capì? Ne hai fatto niente, in Google, ne hai fatto niente. Sì, grazie, siamo partiti con 40 in subito. Poi ci siamo persi per la strada. È entrato uno che ha detto che era di Striano e è scomparso. Poi gli altri nessuno ha commentato. Alfonso ragazzi non si può vedere in nessuna maniera. Forse Francesco sta lavorando sicuramente. Francesco prima mi ha mandato su WhatsApp degli articoli, però forse sta lavorando, forse boh, sarà uscito, boh. Con sto tempo poi.
Però adesso si è calmato. Però a casa fa sempre caldo. Sì, sì, ce li mangiamo. La voce da Dio. Vabbè, sappiamo chi è, no? Al finale. È la signora sicuramente, quindi tutti come mi ha detto che porta i diamanti e oh, e che porta? Aspetta, è nata qua, i dolci, porta i diamanti e i dolci. Già la posso fare, veramente. Quindi in Corona domani si ritorna al lavoro. Ma la schiena come va? Ti è passato un pochino oppure no? Io Alfonso è pazzesco, io scherzo e rido, però secondo me questo veramente chissà che ha fatto. Sì, sì, donna Francesca ha detto che è la voce da Dio. Specialmente quando dico ragazzi, boh, non ce la posso fare. Avrà 50 account, non lo so, perché poi non è solo uno che commenta. Hai preso le medicine, quindi non ti è passato così. Ma fai attenzione rimane. 150. Sì, sì, secondo me pure qualcosina in più pure ce l'ha. È sabbiosa. No, io con... No, grazie, davvero qua ho fatto proprio... Quando ho staccato il video ho fatto proprio una scaricata d'acqua e dopo lo carico perché ho fatto il video. 150 account falsi, perché ci stanno più account falsi che mi di la voce da Dio, la voce fantastica e tutte queste cose qua. Quindi non lo commenta solo Donna Francisca, ma pure gli altri, che sicuramente sono sempre lei a finale. Quindi ho le mie fan su YouTube che è sempre la stessa, poi è sempre la stessa, quindi ripete 50-60 account. Sì, sì, secondo me io già immagino la scena. Con 10 cellulari adesso sta sentendo la diretta. Questo è quello che mi immagino, mo. Sicuramente, non dico, ma uno sicuramente è lei. Sì, in 3 anni a voglia, in Corona no, in 3 anni mi sembra molto di più. Stiamo parlando di quelli che ha mo'. No, in 3 anni secondo me sì, a voglia. Ha superato i 1000 forse. Li hanno bloccati, secondo me 500-600 li ho bloccati. Sicuramente. C'è una pagina web dove stanno tutte le persone bloccate, ma è piena, piena. Proprio è una cosa, siamo 5, quindi sta sempre qualcuno anonimo. Alfonso ragazzi veramente è pazzesco questa cosa, si scomparsa veramente chissà. Uscito fuori, ragazzi, e dai, cacciate la capa fuori. Presentatevi. Sono del Friuli, sono della Campania, sono della Toscana. Presentatevi ragazzi. Niente da fa. Non vanno a fuori, ancora no. Hanno vergogna. Non ha paura. Ma sì, facciamo amicizia, ragazzi, ragazze, come vogliamo dire. Come dobbiamo dire? Ragazzi, ragazze. Ah, che sta? Ah? Che è successo? Beh, che cosa avete mangiato di buono stasera, dai? Ah, ecco qua, è arrivata anche la frase. Non tengo paura di niente. In corona, questa sono guai che fai tu, eh? Questa l'hai fatta diventare mezzo napoletana al momento.
Buonasera signore Frasia, tutto a posto a Milano, che si dice a Ro? Milano Ro. Fare le famose bombette pugliesi. Quindi mi devo imbarcare qualche volta che faccio qualche fiera da lì e mi devo fare le bombette pugliesi. Quindi un piatto tipico proprio pugliese. Vabbè che in Puglia si mangia bene. Eurasia. E vabbè. Immacolate, Eurasia. Stasera stiamo proprio tutte quante belle. E vabbè, Eufrasia, Eurasia, si è capito comunque ragazzi, no? Ma è possibile che Alfonso nessuno ha visto? Si è innamorato. Secondo me si è innamorato e quindi ha deciso di abbandonare il web. Secondo me questo Val di Susa l'ha fatto male Alfonso, eh. Ragazzi, ma non è che questo sta facendo il trasloco, perciò non arriva in chat. Può darsi pure che questo si sta facendo lo sfratto, come dite voi. Starà male, va, che la signora l'ha ammazzata, avvocate, eh. Stavamo all'ospedale con due lavaggi di sopra di noi da qua a Natale. No, io sono convinto che forse questo sta facendo lo sfratto di casa e sta cambiando casa, quindi sta passando tutta la roba da Torino a lì, Sailor Moon. E vabbè, pure Sailor Moon te ne chiamava. Io veramente Eufrasia, però Eufrasia io non l'avevo mai sentito, la verità, eh. Oh, frate, sta a posto. Ah, sì, sono cattiva, mo. Danny, sta a posto. Cosa dice, Danny? Voglio sta a posto. Sì, sì, stiamo facendo un po' di diretta per pariare un po' la sera, come sempre, alle 21:30, quindi giusto per pariare un po', come diciamo noi, a pariare un poco. Stanno facendo i fuoco pure, quindi che mi fanno applauso, mi fanno, che dici? Sì, sì, stanno facendo l'applauso, ragazzi, la diretta. E noi ogni tanto ci vuole, Danny, la sera giusto per parlare un po' tra di noi. Danny il love fidanzato da YouTube. Certo, Danny che da potevi scrivere un nome più piccolino, eh. Sì, sì, qua tutti quanti parene. Pure i ragazzi giù stanno pariando malamente, ma chi di là parene in altra maniera. Là fanno erba, come si chiama? Insalatina mista, come dico io. Quindi qua diciamo che i bambini sotto, i bambini, ma sono tutti grossi. Stanno tutti quanti aromatizzando, diciamo così, ma. Quindi i ragazzi aromatizzano qui. Insalatine rosse, incappucciate, verdurine. Quindi la fumoni di tutto, loco. Sì, sì, qua sta verdura a quantità, Danny, una voglia. Io sento l'odore a volte quando si mettono qua sotto, sto all'ultimo piano, Danny. Mi sento drogato pure io a volte. Dico, io devo venire a casa, non mi va a finire, mi faccio pure io. Va a finire che gli odori salgono, l'odore tende a salire, quindi va a fuori pure io. Mamma mia.
Insalata guasta. No, veramente i ragazzi stanno bene dopo l'insalata, ancora no, stanno più allegri, più sinceri, più... stanno più aperti, diciamo così, sono molto gentili, i figli dei fiori, come li chiamiamo noi. Solo che il problema, silenzio per il nome, che è successo no? E dai, affa, però può trarsi, Affonso, non ci tradire. Tenni, qua abbiamo perso un ragazzo di Torino, quindi sono 5 giorni che sta facendo un round che non finisce con una compagna. Mi sa che la compagna l'ha fatto un pochino male e noi stiamo preoccupatissimi. Pariare vuol dire svagarsi, sì sì, pariare dice sì, perdere tempo, svagarsi, sì sì. Noi usiamo dire pariamo un po', quindi perdere un po' di tempo, svagarsi, è la stessa cosa. Noi usiamo questo termine pariare. Però io ho provato a cercare su Facebook, su YouTube, su LinkedIn, non lo trovo Alfonso, ragazzi, vi giuro, nome e cognome non l'ho trovato neanche nell'elenco telefonico. Quindi, boh, non lo so. Allora, quella è la luna in corona, in Eufrasia. È la luna quella di fronte. Poi ci sta la stella più sopra, ma quella... E ci sta sempre quella lì. E mo stava qua, in corona. Eccola qua, in Eufrasia. La stella a sinistra e la luna giù. Poi ci sta un'altra stella ancora più sopra. Ecco qua, due stelle e la luna. Quindi vedi, stanno belle, diciamo, perpendicolari, come vedi. Personalmente non so che... Allora, quella stella lì, la seconda, ci sta sempre. Quindi penso che... Non lo so come si chiama. Però ci sta sempre questa qua. È molto luminosa. La luna è questa qui che vedi qua. Eccola qua. Diciamo che era scomparsa da molti giorni, ma stasera finalmente è uscita fuori. Domani passerà sto famoso asteroide che ho fatto pure il video. La NASA ha detto che passerà a 28.000 km, no? A finale 28.000 km sono pochissimi, quindi ho detto non è che ci colpisce, no, no, tutto a posto. Al finale speriamo bene che domani sta asteroide non ci colpisca veramente qua. Facciamo proprio... Eh sì, quando mi dà sfotto a me pannocchie e altre cose sì. Ma in corona, e ti dico la verità, allora loro hanno detto 28.000 km, no? Ma 28.000 km a livello astronomico sono pochissimi, capisci che voglio dire? Cioè non è che 28.000 sono pochi pochi. Però loro hanno detto che la forza della gravità della Terra li manda via. Speriamo che questi hanno azzeccato sta cosa, perché sennò inguaiati. Dai, che io non so permaloso proprio, pazza, pazza, io vengo in Friuli Venezia giù, so permaloso. No, questo è vendetta, non è permaloso non sono. Vendicatore è un'altra cosa. Quindi diciamo che 28.000 km, pensa che quelli che controllano il clima e tutto. Ah, tu devi a Stallone, mo. Ah. Glielo devo scrivere su TikTok. Io ho una cara amica che vuole l'ultimo Stallone. Che vuoi fare? Gli mandi un messaggio su TikTok. Dico, tengo un'amica che vuoi fare il suo pensiero. Che vuoi fare? Vuoi fare un incontro Italia-Stati Uniti? Incoronato è per la fissazione, Stallone, Silvestre Stallone. Muovete allora, dopo glielo mando, vediamo se mi risponde. Ma per sfizio glielo mando su TikTok, ce l'ho come amico. Quindi glielo scrivo in inglese e vediamo che mi dice.
Poi se mi metti il commento te lo mando su WhatsApp. Se non mi risponde, non mi risponde, però lo sfizio glielo scrivo. E poi se non mi risponde, non mi risponde. Se mi risponde te lo faccio lo screenshot e te lo mando. E guarda, lo sto aspettando che rillaggio, sto scendo pazzo, mi credi per cercarlo, e non lo trovo perché non è uscito. Ho provato a farlo col sottotitolo sub ita, cioè in inglese e italiano, neanche. Se non ti rispondo, non devo. Ma come? E tu hai idolo, poi ci fa che scrivere in due culi, in corona. Io scrivo donna italiana 54 anni, affascinante, cerca te. Che vuoi fare? E vediamo cosa risponderà Sylvester Stallone. Glielo scrivo sotto l'ultimo video che ha fatto su TikTok e vediamo se mi. Sono caduto dal letto, ma veramente fai, avvocato? Come fai a creare in Durietto? Chi cazzo te l'ha detto che non rende più? Non lo so, domanda alla tua compagna, non lo so io, eh. Cioè, avvocatella sta solo lei e cade, boh. E non è la prima volta che cade, io sono caduta. Come ho fatto a cadere? Ero distratta, ma me la miseria. Ancora no, ha preso il vizio di cadere dal letto, sciulea col pugnetto. Sognava. E tu ne fai i suoni, avvocato, vedi? Non devi sognare, ti fa male il suono a te. Vabbè, ma magari stava sognando qualcosa di buono. Pure incoronato ogni tanto sciulè dice sono caduta. Lo sappiamo, ancora l'altra volta pure tu sei caduto, ma avvocatella cade sempre dal letto, cade. Boh, secondo me ti piacesse. Lenzuola di seta, avvocatello, quindi scivoli. Io piano piano, avvocatello, piano piano, non si può fare. Ogni volta che il ruolietto sciolì. E se ne scivoli oggi, scivoli domani, e che è una saponetta che cade a terra. Poi raccogli. Sei nudo. Ancora no. Io non so tu come fai a dire che io sto nudo. Secondo te questo è stare nudi? Senza maglietta. Nudo? Dai. C'ho solo lo slip. Nuda no però. E vabbè, ma a casa ragazzi fa caldo, che fa? Va con i pigiamoni in casa. L'hai vista, la stiamo perdendo, la vedi? Non ti voglio proprio rispondere, avvocato. Già sai. Quindi prossima destinazione Friuli Venezia Giulia, ragazzi. Devo fare un attimo una cosa. Attaccati a qualche cosa, avvocato. Mantieniti. Mantieniti vicino alla pannocchia che dici tu. Tutte queste pannocchie. Mantieniti perlomeno, no? Guarda, che capo che teniamo. Fammi sta zitto. Certo, Avvocatello è rimasto famoso per questo fammi sta zitto. Avvocatella e fammi sta zitto e sono scivolata dal letto. Questa è Avvocatella.
Ah, eh no, cattivo, po. Diventano popcorn. Eh sì, ancora no, quella ha detto, ti ho detto mantieniti vicino a qualche cosa. Quella parla di pannocchie, mantieniti vicino alla pannocchia. Però diventa popcorn, dici tu. Tengo la mano troppo calda. Ma diventa popcorn, no? Vedi? Buoni con il sale. E te pare io? Oh. Mamma mia. O il burro. Ah, mo Giuseppe, io sono chi mo? Ma accoppiamo. Io a casa cammino senza scappo perché anche... I capiti in corona alla fine io sono volcani. Accoppiamo a finale. Già posso fare. Gira gira l'ortolano, poi accoppiamo. E si scivola dal letto. Lei dice tutti i parolacci. Lei dice le pannocchie. Lei dice lo sapevo. E io di chi me parò. Vedete un po'. Ha detto che non essere volgare, vedi? Meno male che ho incoronata che mi difende, vedi? E che girittiamo? Cosa ho detto di strano? Vangula cetrul. Az, e di chi male parola, eh? Io non c'ho nulla contro di te, sei tu che hai iniziato cattivo, a pannocchio, non a pannocchio. Anzi, la prima offesa è stata grave proprio. Ha detto addirittura lo sapevo, quando io ho detto il mio compagno. Tu subito, in giornata ha detto che è Giuseppe, tu subito, zoccate, era perfetto, eh. Sì, sì, un cazzo affetto. Qua non puoi sbagliare a parlare che subito, bum. Non remember, non ricordi, ricordati ancora no. Non remember. Ricorda. Ha confessato, avvocato. Allora, ma ti dico una cosa, no. Io non ho bisogno di confessare nulla. Quindi se era così, lo dicevo tranquillamente, ma purtroppo mi dispiace per te, ma ho un'altra malattia, diciamo io, quindi l'incontrario però, quindi... No, 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 io ho un solo vizio, quindi non bevo, non allora, anzi avevo due vizi, quindi il mangiare mi è stato tolto, quindi mi è rimasto un solo vizio, ringraziando a Dio e funziona bene. E no, in corona ci vuoi, in corona. Quindi due vizi mi erano rimasti, il mangiare e quello. Il mangiare, sapete bene, tra la gastroscopia e coloscopia, sto quasi inguaiato. E no, in corona, mo glielo dovevo dire perché sennò no, è troppo mo. Quindi tu solo un vizio e fumo. Però vedi, in corona, non perché voglio essere cattivo io, il fumo fa male. Il vizio che ho io, ad esempio, fa bene. In effetti, anche se lo fai due o tre volte a Diaz, non ti fa niente. Invece se fumi, il cibo fa male, ragazzi, vedi? Il cibo fa male. Allora, vedi, cibo e fumo fanno male tutte e due. Quindi quello che piace a me, anzi che mi è rimasta fino a... non fa male. Ah no, o sto sbagliando. La pannocchia non c'è. E vabbè, mi incari incoronata. Devi trovare questa pannocchia prima o poi. Sei molto giovane, quindi con burro in coppa, hai stress. Quindi sei molto giovane, quindi mi auguro che tu trovi questa pannocchia. Anche perché sei giovane, quindi... Perché qua se aspettiamo a Silvestre sta... Quindi troviamo sta pannocchia. Così ti togli il vizio di fumare e così non ti fa male. E la pannocchia non fa male quella, quindi a volontà. La pannocchia non si paga né nulla e non fa male. Il fumo invece fa male. Il cibo fa male. Vedi come mi sono combinato io?
E gira e vota la signora sempre Stallone. È una fissazione, tu. Il cibo fa male, ragazzi, quindi neanche si può mangiare, quindi c'è rimasta una sola cosa. Chiama Stallone o fazzi scuppiettà. Proprio pugliese proprio, si legge pugliese proprio. Che capo che tenim, però. Il dottore ha detto che non mi vuole vedere più, si è arrabbiato stamattina quando mi ha visto e ha detto stai andato a toccare. E ci finimmela. Dai, questa è l'ultima volta che mi vede, è fatta a non rivederci mai più, ci ho detto a me. Ti piacesse? No, non si può fare. Sa da cagnà, sa da cagnà, come dice a Gomorra. Ti vieni a pigliare perdono, avvocato? Vieni a te pigliare perdono. Non si può fare, voglio, E tira oggi, e tira domani, e la corda si rompe poi a un certo punto, Ma una... Che avete mangiato di bello, signore? Allora, io tanto per cambiare stasera, proprio perché avevo fatto la gastroscopia, un po' di brodino di pollo, quindi è una coscetta di pollo, quindi leggero. Grazie, tu cosa hai mangiato di buono? Tu sei siciliana, quindi cosa hai mangiato? Pesce, sicuro? Avvocatella, vabbè, sicuramente qualche cosa di massiccio, come dico io. E ti hai mangiato avvocato e spara, dai. A pranzo. E tu, avvocato, spara il tuo piatto che hai fatto stasera, oggi? La cena, diciamo, va? Eufrasia, voi che cosa avete mangiato di buono? Che voi fate sempre cose particolari ogni volta. Pollo anche tu, grazie. Quindi stiamo tutti a pollo qua. No, mo domani porta a vedere pure sta cosa. E ma pezzo avvocatella, è scivolata? È scivolata, ancora no. Sarà scivolata di nuovo. Coniglio alla ligure, è buono. E frase, vede, sempre cose particolari, frase, sempre cose non strane, ma cose un po' particolari. Si tratta bene, frase, la verità. E come a grazie, grazie di solito si governa bene, come dico io. E mi pensa a Avvocatella. Avvocatella, se sei caduta, rialzati. È sciogliata ancora, è sciogliata ancora Avvocatella. Avvocatella, esci fuori. Abbiamo perso pure Avvocatella, ragazzi, stasera. Oh! Alfonso! Eh no, oggi fa la diretta, Alfonso, ma la signora ti ha fatto male. Cioè, qua ci siamo preoccupati, maluccio un po'. Quindi tutto bene, noi siamo stati malpensanti, eh. Abbiamo pensato che ti avrebbe fatto male la signora, la tua compagna. Io volevo chiamare le Molinette, ma ha detto che gli dica al dottore. Ti stiamo cercando da venerdì, O sta detto questo sta facendo il trasloco, poco fa l'ho detto. Ragazzi, Afonso è vivo, quindi siamo tornati normali. Ho detto poco fa, ho detto, secondo me questo sta facendo il trasloco, l'ho detto pochissimo fa, ho detto,
Zuppa di cereali. Ma è pure buona. Quindi a fine mese Val di Susa. Ah, poi noi eravamo preoccupati da sabato che stiamo facendo la diretta tutte le sere. Ho detto ragazzi, abbiamo perso Alfonso. Houston, abbiamo problemi. Allora com'è andato? Tutto bene? La cenetta romantica, tutto a posto? Non ho avuto tempo, quindi ragazzi stavo con il cuore, come dice Francesca, con il cuore in due zucchero. Vabbè, l'importante Alfonso è che stai bene, noi questo volevamo sapere, quindi l'importante è che ha detto questo non... secondo me ha detto gli è successo qualcosa. E dopo cena un po', tutto ok pure lì, no? Ah, ancora no, ma ha detto così, allora facciamo una cosa, te l'ho detto, no, andiamo, pigliamo sta casa, facciamo diviso 3 e andiamo in Val di Susa. Più di questo, il lavoro lo troviamo a Torino, così la ci metti tu alla Puglia che fa caldo, poi ti faccio vedere che dopo una settimana puoi scappare in Puglia. Tutti quelli che sono partiti con me, dopo 10-15 giorni che stavano a Torino, sono ritornati. Mio fratello ha fatto il record, mio fratello, dopo un giorno solo, è salito e sceso. Quindi, tanto per dirti, mio fratello ha fatto il record. Mio fratello è salito e sceso, proprio non ha neanche messo mano. Ha detto no, devo stare a casa mia, non mi trovo a stare fuori. No, no. Quindi non ci ha proprio provato. Allora, tu dici di no, che non ti manca la Puglia, no. Tu sei pugliese, ancora no. Cioè, Puglia, andare a Torino, è molto molto diverso. È come a me che sto qua vicino a Napoli, Salerno. Bello. No, dici? Val di Susa è bello perché si sta fresco, quindi ecco perché mi piace lì. Poi te l'ho detto, è un posto bello, tutto pieno di verde, poi in inverno fa la neve. Quindi diciamo che è una località proprio che la gente ci va apposta pure a villeggiare lì, eh. Quindi mo già a quest'ora in Val di Susa devi stare con pantalone e giubbino, non è che stai così come sto io, ma so qua sul balcone. Perché lì la sera la temperatura sicuro scende di brutto. Io vengo in Puglia, vedi, Avvocatello vuole scappare dal Friuli, tu vuoi andare a Torino, in Val di Susa. Però è un po'... No, vabbè, perché adesso sta vedendo avanti, indietro. Sicuramente al momento non si abitua. Però mo che vede tutto quello spazio che ha, voglia che si diverte. Sì, sì, grazie. Mo che arriva là il cane, 2 o 3 giorni si ambienta bene bene, c'ha lo spazio fuori, c'è il giardino. Cioè, sta proprio bene bene. Buonanotte, incoronata, quindi buon lavoro per domani. Quindi ha voglia di... Mo il cane sta nel suo, come dico io. Sta in grazia di Dio, c'è il giardino, c'è lo spazio, c'è il verde, ha voglia poi. Poi lì si sta davvero bene. Ciao, incorona, quindi dopo mando il messaggio a Silvestre Stallone. Anche lavoro, e che cosa farai, Afonso? Non per sapere i fatti tuoi, che cosa farai? Non fate più la guardia, diciamo. E dopo lo mandi.
Io se fosse a te, Alfonso, aprirei qualche cosa, la verità. Io sono sempre del parere di avere, ho avuto sempre questa cosa di avere negozi, queste cose qua, quindi di aprire qualche cosa, Alfonso. Non di cercare un, diciamo, un lavoro, di aprire qualche cosa, cosa che ti piace fare, eh. Diciamo qualche cosa, che ne so, un bar, una cosa così, diciamo, che ne so, qualcosa di mangiare. Io punterei sul mangiare, in effetti, perché è la cosa che va sempre. Il bar ce ne stanno troppi, qualcosa di sfizioso. Guarda, io il prossimo lavoro, quello vorrei fare proprio. Allora, se dovrei aprire un bar, lo aprirei, che ne so, come ho detto io, a Torino, tipo in Friuli Venezia Giulia, a Milano, in queste parti dove il caffè non lo fanno bene, quindi io ci sono stato, quindi il caffè lo fanno pochi bene, quindi se fai un bar, sì, sì, un negozio di alimentari, se fai la pasticceria napoletana e fai un caffè ottimo, il bar scassa da solo, quindi basta che si viene a sapere, lavori solo tu. Quindi io ho visto a Torino e tu lo sai, quello lì a Porta Susa, hai visto come lavora quello? Però quello è di Salerno proprio, il ragazzo, il proprietario. Porta tutti i dolci di qui, quindi sfogliatelle, babà, tutta sta roba, e viene da qua la roba. Allora aprire una cosa così a nord dove, diciamo, manca in effetti, perché non è, la fanno lì in effetti, quindi non è roba che arriva da qui. Però io punterei sempre, sempre sul mangiare. Un bar con pasticceria. Sì, sì, grazie a mangiare la gente mangia sempre, quindi è inutile. Ci sta il Covid e non il Covid, ma si mangia. Quindi qualche cosina, oppure qualche salumeria particolare, sa, con i prodotti migliori, come ce l'ha questo amico mio di Istriano di lavoro. Specifichiamo, se no qua capiscono un'altra cosa. Questo ha aperto una salumeria, antica salumeria, e tratta tutti i prodotti migliori, cioè la mortadella, tutti i prodotti che costano un pochino, però sono tutti prodotti un po' particolari, quindi il meglio del meglio. Alfonso fa la guardia giurata, quindi di notte va a guardare le banche, queste cose qui, quindi fa la guardia alla fine. Però io se dovrei fare qualche cosina, scegliere sempre qualcosa di mio. Oppure il mercato è un'ottima idea, sai perché? Pure io l'ho fatto il mercato, io facevo il mercato, sai perché? Mezza giornata, poi l'altra mezza giornata sei libero, quindi anche il mercato è buono perché dopo hai mezza giornata libera. Io ad esempio quando facevo il mercato, quelli sì, dopo avvocatello incomincia a scrivere compagno, collega di lavoro. Questo aperto, diciamo, piglia la mozzarella di bufala di qua, la viene a prendere a Pestum, quindi battipaglia. Quindi tratta tutti i prodotti al meglio del meglio. La burrata pugliese dove sta, diciamo, incoronata. Quindi ha fatto una salumeria, ha fatto tipo un gourmet, il meglio del meglio. La pasta quella di Gragnano, sa, tutte cose che vanno al finale. Poi specialmente dove stai tu, lì i torinesi che hanno la, come dico io, la 1000 lire ci sono, quindi se la roba è buona spendono. Vuoi mettere che prendi, ordini, che ne so, due cassette di, di burrate pugliesi e le porti a Torino, ma le vendi facilmente. Pensa che io ogni volta che vado al nord, la mozzarella, la sezione di battipaglia, la sezione di battipaglia, ogni volta sta mozzarella. Quindi nel polisterolo e la porto. E lì va molto. Oppure un bar, diciamo, fare bar pasticceria però perché solo il bar no, anche la pasticceria proprio perché babà, sfogliatelle, tutta sta roba però napoletana, quindi non del nord, diciamo, quindi punterei a fare proprio una cosa, diciamo, napoletana, va, un bar napoletano proprio.
Oh, grazie. Da posto. Anche la mozzarella, diciamo, casertana, quella di Aversa, quella pure è buona. Quindi, comunque, si vende sempre lì, eh. La frutta e la verdura va sempre, quindi fai mezza giornata. Tutto bene, grazie. Però, sempre qualcosa da mangiare, perché secondo me i vestiti, scarpe, sta roba qua no, perché la gente, come diciamo noi qua a sud, non è che si veste tutti i giorni oppure si compra le scarpe tutti i giorni. No, un altro lavoro che potresti fare benissimo, che si guadagna, il parrucchiere, l'estetista, questi sono persone che guadagnano perché le donne una volta a settimana vanno a farsi i capelli, a farsi le unghie, i piedi, tutta questa roba qua. Quindi se sai fare questo, buono, allora stai a posto. Quindi questi sono i lavori che più rendono. Quindi o il mangiare oppure qualcosa di particolare. Perché sennò ogni lavoro è sempre impegnativo, Il mercato è buono perché tu fai mezza giornata, quindi alle 2, 2 e mezza hai finito. Poi hai tutto il pomeriggio e la sera libera, diciamo. Sì, sì, no, per darti un'idea al finale. Poi a Torino lì a voglia, ci sta un sacco di roba a Torino. Poi vedere se fa qualche concorso come bidello nella scuola media superiore. Io avevo fatto un concorso, ma al finale non mi hanno chiamato. Avevo fatto uno a Udine e uno a Torino come bidello, però non mi hanno chiamato. Ho mandato il curriculum, però nulla. Perché una mia amica a Torino ha fatto un concorso ed è entrata come bidella, diciamo, di una scuola superiore. Io pure se trovo qualche altro lavoro lo faccio senza problemi. Ma pure in un'altra città senza problemi, quindi può essere Torino, Milano non mi fa paura però per il fatto del Covid. Però vado a Aosta, pure ci andrei tranquillamente, anzi là si sta proprio bene, quindi se troverei un bel lavoro lì starei a posto. Eh sì, lo so, la mia amica ha fatto così. Eh sì, poi notte notte, poi come diciamo noi, il sonno che perdi la notte non lo recuperi mai più. Quindi puoi dormire il pomeriggio, ma comunque alla fine il sonno lo perdi. Però 29 anni che fai questo, Ma pure il lavoro che faccio io, le fiere, pure in massa grande, dal giovedì alla domenica, però è continuo proprio. Poi 3 giorni stai fermo, sì, d'accordo, però 4 giorni è continuo. Fai giovedì, venerdì, sabato e domenica, è un'arte. Guarda, grazie, non ho visto, ti dico da bugia, non lo so, perché non ho fatto stasera il video, perché sono sceso, Oggi ci stava non la festa, oggi è San Padre Pio, quindi sono andato a sentire la messa di Padre Pio, quindi alle 6:30, sì, quindi non ho fatto il video del Covid. Non lo so, ti dico una bugia, però ho visto di sfuggita 1640. Poi sono andato da mia mamma, poi sono venuto qua e quindi non ho avuto, poi ho fatto la diretta con voi, quindi non ho avuto tempo. Oggi quasi la nostra chiesa è di Padre Pio, quindi sono andato a sentire la messa delle 6:30, quindi anche ringraziando che la gastroscopia è andata tutto bene, quindi sono andato in chiesa stasera, anche se non sembra, vado in chiesa ragazzi, quindi sarò pure peccatore, però a chiesa ci vado, quindi Gesù si è abituato pure lui a me. Quindi, nonostante sia peccatore, però ci va a chiesa. Quindi non lo so, ti dico una bugia. O anche questo pure sarebbe bene, aprire tipo una cosa così, sarebbe, stai nel tuo
E anche questa sarebbe una santissima, le uova, le galline, poi i conigli, sta roba qua. Anche sarebbe qualcosa di che entra diciamo bene. Poi specialmente in Val di Susa lo spazio lo trovi facilmente, quindi per aprire tipo una cosa così. Sì, sì, guarda, grazie. Io a volte i tre pastorelli, io credo che forse la Madonna lì sia apparsa, perché i pastorelli, se ti ricordi, uno è morto, Lucia si fece suora e così via. Poi San Francesco, diciamo, Padre Pio, in effetti è nato povero e morto povero, cioè i soldi lui non li ha mai toccati. Sì, sì, no, ma io parlo a livello dei fatti dei santi, no? Che io dico che i santi non bisogna pregarli così, così, però io ho detto che certe cose sono vere, certe cose non sono vere. Ad esempio, come il fatto di Lourdes, no? Dove hanno fatto, come si chiama? Come si chiama? Quelli tre come si chiama? I tre veggenti lì che si sono fatti un sacco di soldi. Chi c'ha l'albergo, chi c'ha, diciamo, il villino, chi ha messo un break, come si chiama, un hotel dove devi andare a pregare e devi cacciare 150 euro al giorno per dormire. Cioè, questo voglio dire io. Al finale, questo secondo me non è vero il fatto che siamo tutti peccatori, avvocate. Anche pensare qualche cosa di cattivo è peccato. Ah, io perlomeno ogni volta che vado a chiesa a finale i peccati sono sempre gli stessi, quindi oramai il prete si è abituato a me. Anzi, Gesù forse si è abituato a me. Io prometto di non peccare e poi, ma io glielo dico già in partenza, io te lo dico ma poi non lo faccio. Quindi siamo proprio portati a peccare, inutile. Però l'importante è che non facciamo male a nessuno, questo è. L'importante è non fare male a nessuno, secondo me. Quindi, secondo me, questa è la cosa più bella, forse. Non fare del male a nessuno. Mamma mia. Serata bella fuori, ragazzi, però a casa fa caldo, la verità. Stare fuori qua alla finestra si sta bellissimo proprio. Però come entri dentro, senti proprio quella vampata. Mai. Quando dici Milano, dici mamma mia. Però anche in altre parti adesso sta un po' dappertutto, quindi non è solo Milano, mo. Pure in Campania stiamo messi male, eh. Oggi non so quanti ne so, però non credo che più o meno stiamo sempre là. Vabbè, dai, vi auguro buonanotte a tutti. Ci sentiamo domani. Un saluto, quindi come vedete qui fa caldo, non fa fresco. Sì, sì, ma esiste, no, grazie, no. Pure un mio amico l'ha avuto, è qua. Il fatto che esiste, esiste. Ciao, affo, buonanotte, buonanotte a tutti ragazzi, ci sentiamo domani. Ciao avvocate, ciao Frase, ciao Grazia, ciao altra Grazia, ci sentiamo domani. Notte a tutti ragazzi.